Ci sono disponibilità di posti di lavoro, ma i posti di lavoro a disposizione sono posti di lavoro che non hanno stabilità. La maggior parte sono posti di lavoro precari. Il lavoro c'è ma è sempre più precario, questa è la fotografia scattata da CGIL CISL-UIL in occasione del 1° maggio. Nella Marca le nuove assunzioni nel 2021 sono state 124.000 con un saldo rispetto all'anno del lockdown più duro di oltre 9.000. Di queste solo il 22% è un contratto a tempo indeterminato ed è boom di lavoro somministrato, tendenza che nelle stesse ore viene confermata anche dall'ente bilaterale del commercio, dove si evidenzia però come tra gli under 30 stia cambiando l'approccio al concetto tradizionale di lavoro. In ogni caso, denunciano i sindacati, ci sono ancora troppi net, solo nella Marca 19.000. Resta la piaga di chi non si avvicina né al lavoro e neanche alla scuola, proprio magari anche scoraggiato da una situazione che non favorisce una prospettiva. Al precariato, evidenziano i sindacati, si aggiunge anche il caro bolletta e più in generale il caro vita. Serve quindi intervenire sugli stipendi. C'è bisogno di risposte efficaci, rapide da parte del governo, ma soprattutto da parte delle nostre controparti datoriali. Dobbiamo sederci a un tavolo e stabilire le condizioni per il recupero salariale del potere d'acquisto dei salari. Se non facciamo questo rischiamo un declino sociale e soprattutto anche il rischio di far perdere quella coesione sociale che è stato il punto di forza che ci ha fatto superare la pandemia. Rialzi dei prezzi che innescano un pericoloso effetto domino, avverte la UIL. Succede che mancano le materie prime, succede che mancano i semilavorati, il costo dell'energia sta incidendo sulle produzioni, le aziende in questo caso stanno cercando di fare delle scelte e quindi stanno utilizzando sempre di più la cassa integrazione per riuscire a contenere i costi. Anche nella Marca purtroppo lo stiamo registrando tramite i nostri delegati all'interno delle aziende e questo è un fenomeno che ci sta molto preoccupando. Restano poi i temi della sicurezza sul luogo del lavoro, ancora troppi di incidenti, tutte questioni che tornano in piazza dopo 2 anni di pandemia. A Treviso l'appuntamento è per le 10 di domenica in centro, con concerto finale di Radio Fiera e un messaggio chiaro guardando al conflitto in Ucraina. Abbiamo bisogno di ristabilire le condizioni di pace perché il lavoro si costruisce se c'è la pace e soprattutto tutti quanti siamo chiamati a costruire la pace.